abbiamo un sogno, fare un viaggio avventuroso per vedere l'oceano. Da Carmignano di Brenta a Bordeaux, Morena, Luca, Marco, Giorgio, Matteo e tanti altri che frequentano il centro diurno Vasi di Creta della cooperativa sociale L'Eco di Papa Giovanni XXIII partiranno il prossimo 8 luglio. Il gruppo, circa una decina di ragazzi disabili accompagnati da volontari e operatori, affronteranno un viaggio avventuroso ispirato alle storie di Capitan Turchese Malasorte, il protagonista del romanzo che racconta in chiave ironica la vita quotidiana nel centro diurno. Ora per loro il sogno di vedere l'oceano e tuffarsi potrebbe diventare realtà. Un viaggio all'insegna dell'avventura in camper e con notti in tenda e canti al chiaro di luna. Il rientro a casa è previsto per il 16 luglio. La meta di Bordeaux non è stata scelta a caso dai ragazzi. Nel 1755 nel porto francese infatti c'erano ormeggiate più di 500 navi corsare. Per i ragazzi il viaggio rappresenta anche la scoperta di una nuova autonomia e nuove esperienze di vita da assaporare nei 2400 chilometri di strada. Perché siamo veri? Via!